Grazie Presidente. Con questa risoluzione noi chiediamo ovviamente al Consiglio regionale di condannare la violenza contro le donne e ogni forma di discriminazione di genere per promuovere una cultura che sia pienamente paritaria. Veniamo, sì, lo ricordava il capogruppo Soranzo, dall'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, e anche stamattina abbiamo imparato a chiamare le cose con il loro nome, e cioè di inserire dentro la nostra discussione chiaramente l'oggetto del nostro confronto, che non è una tragica fatalità, che non è una fine triste e dolorosa, ma è un femminicidio, cioè un omicidio commesso da un uomo contro una donna in quanto donna. E deve essere questo l'oggetto, a mio giudizio, della nostra discussione, che riguarda Giulia e che riguarda tutte le donne che quotidianamente subiscono violenza. Sono state 106 le donne vittime di omicidio in questo 2023. 87 di queste sono state uccise in ambito familiare o affettivo, quindi da un partner, da un ex partner, da un fidanzato, da un marito. 55 di queste hanno trovato la morte per mano di un fidanzato. Anche in Regione del Veneto, solo nel 2023, sono state 12 le donne ammazzate dal proprio partner. E di questo stiamo parlando, perché Giulia Cecchettin, malgrado la sua giovane età, è una delle vittime di questo crimine gravissimo. Calcolando che i femminicidi rappresentano soltanto una parte, certamente la più drammatica, del fenomeno della violenza di genere. Ci sono i reati spia, il delitto di atti persecutori, i maltrattamenti in ambito familiare, le violenze sessuali, le molestie sul posto di lavoro. E poi c'è tutto il numero oscuro di reati e di abusi, compiuto in quei casi in cui la donna non ha il coraggio di denunciare, vissuti nella intimità della vita familiare e che non vanno neanche nelle prime pagine dei giornali. Chiediamo quindi, in riferimento al femminicidio di Giulia Cecchettin e di tutte le altre donne che quotidianamente subiscono violenza e abusi da parte di uomini ai quali erano legati o sono legate sentimentalmente, una condanna unanime, sapendo che queste violenze non hanno a che fare con l'amore, non hanno a che fare con l'affetto, hanno a che fare esclusivamente con il potere maschile e con la sua volontà di imposizione, di imporlo sulle donne. È un tema che necessita la massima attenzione delle istituzioni. Vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica proprio sul tema del contrasto e della prevenzione della violenza di genere e di ogni altra discriminazione nei confronti delle donne. Dobbiamo educare le ragazze e i ragazzi alla parità, al rispetto, dobbiamo farlo con l'esempio oltre che con le parole. E la prima forma di contrasto agli stereotipi di genere, per cambiare il linguaggio e anche le abitudini di questa società, è quello di denunciare la predominanza maschile che ancora esiste purtroppo nelle società moderne. Servono politiche nuove che producano una cultura di parità, che riguardino la sanità, l'istruzione, i servizi di welfare, ma anche politiche finalizzate all'uguaglianza salariale, perché solo le donne che sono economicamente indipendenti possono essere anche donne libere nell'esercizio nella loro vita. Condanniamo dunque con questa risoluzione ogni forma di discriminazione e di violenza contro le donne, in quanto contraria al quadro di valori e di principi fondamentali, così come sono garantiti dalla nostra Carta Costituzionale. Esprimiamo a nome del gruppo del Partito Democratico la piena vicinanza al padre, al fratello, alla sorella, alla famiglia di Giulia Cecchettin, che con grande dignità l'ha salutata per l'ultima volta oggi. Riteniamo che siamo tutti chiamati in prima persona e come collettivo ad essere parte attiva del cambiamento culturale di cui c'è grande necessità, e riteniamo anche che le istituzioni e la politica siano chiamate ad una comune assunzione di responsabilità, condannando in maniera inequivoca e senza ambiguità la violenza contro le donne quale strumento di esercizio del potere maschile. Vogliamo promuovere o contribuire a promuovere un rinnovamento culturale a partire dalla scuola e dai luoghi di formazione per insegnare la parità ai ragazzi, e crediamo si debba rafforzare la rete dei centri antiviolenza che sono attualmente presenti in questa regione. Nella nostra risoluzione chiediamo 4 impegni al Consiglio regionale. Il primo è ovviamente un incremento significativo
continuo, puntuale ai centri antiviolenza e alla rete dei servizi che sul territorio combattono costantemente e quotidianamente la violenza di genere. La seconda, chiediamo l'apertura di sportelli antiviolenza all'interno di tutti gli atenei della nostra regione, affinché le ragazze e i ragazzi, anche andando a scuola e all'università, trovino un luogo a cui rivolgersi. Chiediamo un impegno della regione, chiudo Presidente, a supportare ogni iniziativa di natura educativa, anche implementandone a livello scolastico. E infine invochiamo un utilizzo più corretto e consapevole del linguaggio nella comunicazione anche istituzionale, sia del Consiglio che dei propri rappresentanti, per essere anche noi primi artefici di quel cambiamento culturale che serve alle donne ma serve a tutta la società. Grazie.